In promozione il girone A i giochi sono fatti per quanto riguarda i play-off, mentre per quanto riguarda i play-out occorrerà attendere l'ultima giornata di campionato. Oramai l'Olimpica Acregas e Salemi sono matematicamente negli spareggi promozione, il Vessi Borgonuovo è retrocesso con una giornata d'anticipo, mentre restano da determinare le squadre che dovranno disputare i play-out. La Libertà Seracamuta è quella sicura, adesso bisognerà attendere i risultati di Villabate, quella che è a più a rischio, poi ci sono Gattopardo e Camarat. Il Villabate ha vinto Balestrate, giocherà in casa con il Salemi, il Gattopardo invece con l'Olimpica Acregas, il Camarat con la Folgore Castelvetrano. Ritornando alla gara di ieri dell'Olimpica Acregas tra Olimpica Acregas e Libertas, la grande buona volontà dei ragazzi della Libertas Serracalmuto non è bastata ad arginare le folate offensive dell'Olimpica Acregas che subito a freddo il gol dello svantaggio su calcio di punizione ha poi dilagato siglando una cinquina di reti. A fare la differenza in campo sono stati l'esperienza, ma anche i valori tecnici. Malgrado tutto, i giovanotti di Alessandro De Caro non hanno sfigurato e alla fine gli applausi della folta platea sono stati anche per loro. La gara si sblocca quasi subito al sesto, su punizione ad 1 metro dall'area cragantina. Si predispone una barriera, ma il tiro a giro di Yellow beffa il portiere Altamore, che non riesce a raggiungere il pallone per la deviazione. Un gol molto bello che punge Settecase e compagni. Il tempo di riordinare le idee, che il pari è cosa fatta. Settecase si impossessa del pallone e dalla distanza supera il portiere Milisenda con un diagonale preciso. Adesso tutto diventa più facile e prima del riposo Castaldo con un gran fendente raddoppia. Adesso l'Olimpica Agregas sale in cattedra e al ritorno in campo, dopo un paio di minuti, triplica con Sant'Angelo che anticipa il portiere in uscita. La gara è saldamente in mano biancazzurra e mentre l'attenzione è rivolta ai risultati dagli altri campi, ecco arrivare al 50° il quarto gol della giornata, ancora con 7 case. La Libertas è alle corde e dal 73esimo, dopo alcune occasioni mancate da un soffio, Olimpica con Cimino colpisce ancora. Adesso sono 5 le reti, ma c'è il tempo per assistere ad un palo di Sant'Angelo e poi l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Domenica la compagine dei Templi sarà ospite del Gattopardo, mentre la Libertas riceve il Casteltermine.